Amici bellini, buongiorno, lo facciamo uscire di mattina questo video perché è importante, poi se succederà qualcosa di pregnante ne aggiungiamo un altro oggi, dobbiamo stare sul pezzo. L'intervista a Garcia è di quelle che è una bomba a cielo aperto. Cominciamo! Allora, amici belli, buongiorno a tutti voi, il caffè, preparatevelo subito e godiamoci questo video insieme. Io nel frattempo vado a dormire, starò dormendo. Mimmo Avallone, benvenuto. Tra l'altro do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti perché guardate che è successo qua. Tic. Questo è il nuovo record per il mio canale, abbiamo raggiunto le 30.000 visualizzazioni per il video di Nathan, che è una cosa straordinaria. Io sono molto contento, soddisfatto. YouTube mi dice: guarda, questo video sta andando meglio, falli sempre così, questo è un argomento che piace. YouTube, se un apre una carta di giocatore... Quindi dipende dal Napoli la fortuna di alcuni video, ma sono contentissimo. Voi lasciate i like perché avete capito che si deve analizzare in un certo modo. Sky non si prende all'estero, non si può vedere, quindi questo video è bloccato nel tuo paese. Per fortuna esistono gli amici bellini abbonati che in qualche modo, come vedete, siamo già pronti con l'Ambrabam tattico, e quindi io lo faccio per cronaca anche, poi la commentiamo la cosa, ma anche per cronaca. Tutti i tifosi all'estero che mi stanno scrivendo: grazie che ci dai una voce, che siamo abbandonati. Tifosi all'estero, vi faccio sentire una cosa che altrimenti non potreste sentire, non avreste potuto sentire. Andiamo ad ascoltare. Meglio vincerle e poi la capacità di cambiare durante 90 minuti di gara l'assetto, gli interpreti, l'atteggiamento. Penso siano arrivate pure indicazioni. Certamente queste gare sono anche fatte per fare dei come si dice da voi, esperimenti, e quindi il problema degli esperimenti è che di solito ne fai uno, ne fai due con una squadra diciamo abituale, invece c'è più di metà squadra che non è la stessa dell'anno scorso stasera, però bravi lo stesso quelli che hanno giocato a differenti ruoli. Penso a Leo Ostigar, che volevo vedere anche al centrocampo, e quindi sono contento perché questa partita era una vera partita di gara ufficiale. Questa squadra tedesca veramente di qualità, poi fisica come ce lo aspettavamo, e poi la nostra squadra doveva rispondere anche sul piano fisico e l'ha fatta. Ha messo un po' di tempo a farlo, però l'ha fatta, quindi sono contento e ho indicazioni un po' più chiare su quello che posso fare con questa rosa. Con quelli che aveva questa sera, perché evidentemente, come spesso succede di questi tempi, c'è qualcuno affaticato, qualcuno acciaccato, ci aiuta un po' a capire come procede la preparazione. Diciamo che alla differenza dell'anno scorso, dove la squadra doveva essere preparata solo per 3 mesi e mezzo, perché poi c'era uno stop per la Coppa del Mondo di quasi 2 mesi, adesso dobbiamo durare tutta la stagione, quindi va lavorato molto più forte, e quindi è normale che abbiamo giocatori un po' che gestiamo, che facciamo prevenzione su alcuni, quindi le togliamo dall'allenamento 2 o 3 giorni. Veri infortuni ce ne abbiamo 2, Mario Rui e Franck Zambo-Anguissa. Poi ci sono anche infortuni di mercato, c'è anche poi ci sono anche infortuni di mercato, c'è anche giocatore come ho detto, che facciamo prevenzione. Però per Mario penso che forse martedì tornerà in allenamento con tutti, e secondo me Franck Zambo è molto leggero, ce l'avremo anche per la prima del campionato, quindi in attesa. Mi devo inventare alcune cose, però fa lavorare anche l'allenatore. Infortuni di mercato, lei da giovane voleva fare il giornalista, quindi la definizione è un titolo, e ci aiuta un po' a capire. Faccio io un nome: Zielinski rientra tra quelli che vivono una situazione complicata, magari qualche acciacco, ma magari anche un po' di riflessioni aperte, perché qualche opportunità potrebbe averla in Arabia. Ma non vi faccio veramente, come se l'affronto, si dice un affronto. Siete intelligenti, quindi non c'ho niente da dire di più,
perché sennò vi prendo per gente che non sa riflettere. Quindi niente altro, io sono contento, le cose vanno avanti, ma poi speriamo che per l'ultima contro la Polonia possiamo vedere una squadra che somiglierà più a quella che inizierà. Grazie per l'intelligente, però 2 curiosità ancora ce le ho. Lei arriva dall'Arabia, sì. Fosse eventualmente Victor davvero tentato da un certo tipo di calcio, lo comprenderebbe? Guarda, ci sono i giocatori che sono fine carriera e allora si può capire che vanno lì, che ovviamente qualunque persona nel mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti a volte, però quando sei un giocatore in piena maturità, che i tuoi stagioni più belli arrivano, ovviamente non guardi neanche questo, perché la stessa cosa che ti propongono oggi tra 3-4 anni ci avrà la stessa cosa. Quindi chissà. Basta avere voglia di continuare sul lato sportivo e dimenticare alcune sirene, no? E Victor è sensibile? Lei come? Sono Victor, quindi chiedete a lui. La lascio andare davvero. Ce lo presenta Nathan. Che giocatore è arrivato? È un giovane difensore brasiliano che è cresciuto nel Flamengo, che adesso è passato alla Red Bull Bragantino, e sappiamo come sono queste squadre della Red Bull, no? Io con il Marsiglia ho giocato in quarti finale di Europa League il Leipzig e poi in semifinale di Europa League il Salzburg. Le abbiamo battute tutte e due, siamo andati in finale di Europa League contro l'Atletico Madrid. Bravo. Voglio dire che questo calcio lo conosco bene. È fatto di giovani che corrono tanto, che fanno molto pressing. Quindi su questo Nathan corrisponde a quello che cerchiamo. Anche noi facciamo un po' di pressing, quindi un giocatore che non ha paura di giocare alto e di lasciare mezzo campo dietro alle sue spalle. Lui è potente, quindi però lasciamogli il tempo di imparare la lingua, di imparare i compagni e di lavorare in allenamento per dargli un po' di consigli su come giochiamo e come dobbiamo fare. Allora mamma mia. Allora, prima di tutto partiamo dal finale, perché Nathan, sì, tu hai battuto il Lipsia, hai battuto il Salisburgo, ma capite, è la stessa proprietà, quindi probabilmente quando individuano i talenti hanno lo stesso occhio, magari sì, gli scouting sarà lo stesso, ma non è che ti sei accattato un difensore lo Salisburgo e ti sei pigliato uno che viene dal Brasile, dal Bragantino, quindi andiamoci piani. Ma ovviamente Garcia ci dice deve ancora imparare, dovrà imparare la lingua, dovrà capire tutta una serie di cose, quindi ragazzi, confermatissimo, Panchinaro, non c'è assolutamente dubbio. Poi dopo, se brucia le tappe, perché anche Kim doveva imparare la lingua, non se n'è fregato proprio, ha capito quelle 2 o 3 parole ed è stato subito così. Se brucia le tappe, benissimo, lo vedremo sicuramente all'opera e si prenderà il posto. Però nel frattempo, ad oggi, Garcia pensa di aver avuto un sostituto di Ostigard o di Juan Jesus, perché si parla di Victor, si parla di Zielinski. Ora togliamo un attimo Garcia da mezzo e raccogliamo le idee. C'era questa mezza notizia, indiscrezione, soffiata, non so nemmeno come definirla, Sky. Ora, se Sky è in contatto con il Napoli perché il Napoli vende le amichevoli con Sky, insomma, chissà se questi sono i rapporti, potrebbe arrivare dalla fonte. Mentre Osimhen sarà assente nell'amichevole di domenica, cioè quella là che avete visto ieri, che non avete visto ieri, non lo so, per un problema fisico, chissà quale, prende sempre più piede in tema di rinnovo l'ipotesi dell'inserimento di 2 clausole nel contratto, una con una determinata cifra per l'Europa e un'altra per l'Arabia, con importo pari al doppio della cifra del calcio europeo. Non è una novità l'attenzione di De Laurentiis per le clausole, come quella di Kim valida solo per l'Ester. Quando mi dicono questa cosa, il mio primo pensiero è plausibile. Ce lo vedo De Laurentiis che ha questa abitudine alle clausole creative, una differenza del fatturato della squadra che se lo prende, questa squadra no, questa squadra sì. Può essere che questo sia anche la causa di questo ritardo poi nei rinnovi, quelli là che vi dicevo più pregnanti, perché Lorenzo fai tranquillamente, Raspadori fai tranquillamente, ma questi qua che hanno poi delle sirene non te le fai. Evidentemente non sono d'accordo a farlo, o comunque rallenta tutto. A quanto ci hanno detto, si sono incontrati 7-8 volte con Calenda per parlare di Osimhen. E secondo voi stavano parlando solamente del rinnovo,
o anche delle possibili offerte che sta ricevendo dall'Arabia Saudita? Questa poi è la cosa, tant'è vero che ci fanno sapere da un portale nigeriano, e prendetevela con il portale nigeriano, Soccernet NG, perché poi sono fonti affidabili, non lo sappiamo. Però anche Omar Kabatuba, il cugino, l'amico molto vicino, che a un certo punto ha detto se andrà a vestire un blu più scuro, riferendosi alla squadra del Saudi Arabia, e poi dice no, mi hanno hackerato il profilo e sono usciti video strani. Intanto esclusivo, Victor Osimhen è interessato a trasferirsi nella Saudi Arabia dell'Al Hilal. He will make the move, si trasferirà as soon as the club tops the offer on the table for Napoli, cioè si muoverà non appena il club supera l'offerta che c'è sul tavolo per il Napoli. Il nigeriano ha accettato i termini personali con l'Al Hilal, nel senso è d'accordo con quello che gli offrono, e ci parlavano di 1 milione alla settimana, non lo so, è una roba che non si può spiegare e non si deve nemmeno dire niente ad Osimhen, già li sento, è tutto a posto, adesso se ne vuole andare, tutto a posto, non fa niente, se non vuoi stare a Napoli, va benissimo, e prendetevela coi ragazzi sempre. Il problema è un altro, amici miei, perché io ce l'ho già il sostituto di Osimhen e me lo conservo, però lo conoscono solamente gli amici Bellini abbonati, a cui ho fatto la confidenza, e l'amico Bellino che mi ha dato la soffiata, o meglio l'idea è il nome che non è uscito, e quindi io non lo faccio uscire proprio perché appena esce De Laurentiis lo cancella dalla sua lista e prende il successivo, perché fa così, si diverte. De Laurentiis si sta divertendo un mondo col giocattolino, perché lui non ha grande stima dei giornalisti e si sta divertendo a prenderli in giro. Non ha importanza, anzi in Champions ci andiamo lo stesso. Questa poi è il succo, perché poi l'intenzione, il vero obiettivo è sempre i soldi della Champions, andare avanti in Champions il più possibile, e poi mi diverto col giocattolo, perché lui l'ha detto proprio, a testuali parole, mi diverto un mondo, ma perché devo vendere? E si sta divertendo a prendere in giro tutti i giornalisti. Quindi non lo faccio uscire il nome, ma ce l'ho, e non è David. Ce l'ho, ma non è David. Il problema però è un altro. Il problema è questo, e ce lo ha detto Jürgen Klopp. Quando si chiude il mercato, la finestra dei trasferimenti in Arabia Saudita, si apre il 1° luglio e si chiude il 20 settembre. E Klopp lo dice, l'influenza dell'Arabia Saudita è enorme al momento, la cosa peggiore è che la finestra di trasferimento è aperta per 3 settimane in più. La UEFA o la FIFA devono trovare soluzioni, è già influenza per noi, ma dobbiamo imparare ad affrontarlo. Signori miei, vi rendete conto di qual è il pericolo? Perché già se lo vendi domani, già se lo vendi oggi pomeriggio, tu non hai molto tempo per fare le tue offerte, per fare tutti i tuoi contratti, leva i diritti d'immagine, aggiungi la clausola diversa per l'Arabia Saudita per il nuovo giocatore che diventerà fortissimo nel Napoli, perché il Napoli sul mercato è generalmente bravo, generalmente troviamo dei grandi campioni, li facciamo crescere qua e diventano fortissimi. Quindi sotto questo punto di vista mai, non mi metterò mai a criticare il mercato del Napoli, anzi grandi complimenti perché si trovano grandi profili, ma ti devi dare una mossa, perché se non sei pronto tu rischi che questo Osimhen se lo prendono il 25 di agosto. E che fai tu? No, abbiamo ancora 5 giorni perché poi chiude il 1° settembre, no? E se se lo comprano il 7 di settembre, tu che fai? Allora dici, io non lo vendo, mi devi portare il 200. E se te lo portano, tu puoi sempre decidere. Per quanto riguarda Osimhen, dici no, a me mi serve, non lo posso più sostituire, mi serve, e quindi rifiuto l'offerta. Osimhen resta scontento, io sono anche d'accordo, tanto Osimhen anche da scontento secondo me, anche con il mal di pancia, senza i sorrisi che vediamo in giro per il mondo, per i ritiri, non per il mondo, da Napoli al mondo. Anche se Osimhen fa 20 gol quest'anno, 25, li fa lo stesso, anche se sta incazzato, perché poi può negoziare ancora meglio il suo futuro e può ricevere offerte ancora più importanti, si può togliere lo sfizio di scegliere. Quindi io non ho problemi con Zielinski, con Osimhen, avrei più problemi con Zielinski, perché Zielinski, trovo questa immagine su Twitter, la giro agli amici Bellini, Zielinski ha un'altra età, Zielinski è in scadenza di contratto, Zielinski ha un ingaggio importante, il Napoli non ha intenzione di pagare ingaggi importanti, specialmente per i giocatori che sono stati, come lo sostituisci Zielinski? Poteva essere Samardzic, l'hai perso.
poteva essere fra te, ma magari non volevano venire, però ti dovevi muovere prima. Se poi ti muovi troppo tardi, capite? Cop Miner va benissimo, togli Zielinski, viene Cop Miner, applausi al Napoli a scena aperta. Ma se non viene Cop Miner, se l'Atalanta resiste, che già hanno incassato quello che devono incassare da Hollywood e non ne hanno problemi, non devono vendere assolutamente, ed è un punto fermo del loro centrocampo, che fanno? Rinforzano a te? La vedo difficile, e devi convincerlo il giocatore con un ingaggio altrettanto importante, altrimenti dove vai? Quindi questi sono gli infortuni di mercato, vuol dire che questi giocatori stanno riflettendo, vuol dire che ci può essere la punizione da parte della società, non ti faccio giocare, come De Laurentiis aveva minacciato, e vuol dire che Garcia sta anche dicendo va bene, fate Vobbis, io così faccio gli esperimenti, un bel allenamento anche per l'allenatore, un esercizio anche per me, mi devo inventare qualcosa, me lo invento, se poi va bene, se non va bene prendetevela con lui. È evidente, è evidentissimo. E la prima reazione quando ho sentito queste parole, quando ho letto le parole di Garcia, è che questo qua, pane al pane, vino al vino, ha detto le cose come stanno. Non la faccio io, non l'ho fatta io la formazione dell'amichevole. Poi, quando si tratterà di partite ufficiali che spostano i punti, non lo so. Che può essere che la stessa situazione era valida per Lozano, e lì, viste le emergenze, viste le cose, Garcia avrà pure detto ma faccio giochi, meglio averlo che non averlo, abbiamo una soluzione in più. Sta provando a destra, a sinistra, prima punta. È scioccante, la situazione al momento è scioccante, e io avverto la preoccupazione crescente da parte dei tifosi del Napoli. Stiamo prendendo un rischio enorme, e molti la sottovalutavano questa storia della rabbia. Quando ho fatto il video, posso dire che sono stato uno dei primi a fare a tirare la campanella dell'allarme. Ragazzi, attenzione che questi se li prendono uno dietro l'altro, guardate che squadrone che possono fare, mamma mia. Di conseguenza teniamoci le buone notizie, che quindi forse Anghissà recupera per il Frosinone, sarebbe importantissimo. Mario Rui recupera presto. Queste sono le buone notizie. Le cattive notizie è che se metti Ostigard come vice Lobotka, devi comprare un altro difensore. non c'è alcun dubbio. Quindi se parte Zielinski, arriverà un giocatore un nome che non si è fatto. E se magari è giovane, e quindi si fa lo stesso discorso che si è fatto per Nathan, si promuove Elmas, e io sono d'accordissimo, si promuove Elmas titolare al posto di Zielinski, e il nuovo acquisto lo fai crescere. Va bene, va benissimo. Però la forza dell'anno scorso del Napoli è stata un'altra, è stata tutt'altra. La continuità, perché continuavi con Spalletti, quindi sapeva dove mettere le mani, la sicurezza di un modulo, la possibilità, non c'hai Osimhen, Simeone, Raspadori, tante pedine da poter utilizzare. Ci stiamo prendendo un bel rischio, signori miei, e state tuned, perché poi a me mi arrivano anche delle segnalazioni di cose tristi che stanno accadendo, che sono accadute insomma a Castel di Sangro, gente che fa i sacrifici e che non ha avuto possibilità di avere un autografo, di vedere un giocatore, mentre ci sono delle sezioni VIP, insomma tribunette dedicate agli amici degli amici o ai parenti degli addetti ai lavori, che hanno un accesso preferenziale, e mentre i bambini ci rimangono male perché quello può fare l'autografo e io no, la transenna chiusa e quelli non passano. Cose tristi, noi le teniamo presente. Mi state scrivendo in tanti, io ricevo e riporto, perché so che questo canale alla fine viene visto, viene guardato. Alcune delle segnalazioni, chiamatele battaglie personali, la mia battaglia principale, non simulate. La seconda battaglia, fate crescere il brand all'estero. La terza battaglia, non prendeteli in giro i tifosi, non prendeteli in giro. Se c'è un modo di fare, veramente aveva detto ci vediamo ogni settimana con i giornalisti per fare il punto sul mercato. Ero stanco su questi incontri con i giornalisti. E se parla Garcia, mezza parola, solamente con Sky, i tifosi all'estero, non sentì sta mezza parola. Il silenzio stampa si sta per avvicinare, perché se poi Garcia si scoccia, come li manda i segnali? Veniamo dalla vittoria dello scudetto
e questo ci aveva dato quella serenità per affrontare il primo mese di calciomercato con quella cosa. C'è il credito, vai della fai, però c'è un limite poi a tutto. C'è un limite a tutto, il credito si esaurisce immediatamente se si vede che le cose sono un po' macchinose, forse non ci sono proprio le idee chiare, alcune figure che forse erano figure chiave, non è sempre, non ti va sempre bene quando le cacci e le rimpiazzi. Non mi riferisco solo a Sinatti e preparatore atletico, perché potrebbe andare tutto benissimo, ma anche a Giuntoli Meluso, anche ad altre figure importanti che, non lo so, c'è la paura che il voler fare tutto da soli alle volte può essere controproducente. Da New York, Valerio Fluido è tutto, state tuned perché potrebbe uscire un nuovo video oggi se ci sono notizie importanti, se non ci sono noi le analizziamo, perché il nome del centrocampista dovrà uscire, se diventa insistente come lo è diventato quello di Nathan, facciamo il video con l'approfondimento del nuovo nome che ancora nessuno sa, credete a me, e sfondiamo anche le 30.000 visualizzazioni di Nathan. Vai, lasciate i like, lasciate.